Allora, poco fa dicevo che Ornella Vanoni comunque insomma è stata anche una cantante napoletana. Nel 1964, ma non devo dirlo io, ho chiamato un espertone, il nostro mitico Salvatore Architravo. Buongiorno Salvatore, come stai? Buongiorno Gianni, e buongiorno a voi tutti. Oh, ma non lo devo dire io, lo devi dire tu che sei l'espertone. Tra l'altro lui è sempre il gran nipote di Mario Trevi, e salutiamo Mario come sempre. Un bacione a nonno che stai anche sempre a cura. E vabbè, voglio, ma quando tu sei un nipote di Mario Trevi per tutta la vita sarai il nipote di Mario Trevi, e devi essere orgoglioso, ma tu lo sei. Ecco, ma tu lo sai. Allora, 1964, che succede? Ornella Vanoni che fa? Allora, nel 1964 al Festival di Napoli, Ornella Vanoni vince con Tu sei una cosa grande con Modugno, quindi è prima interprete di questo brano che è diventato un classico, ed arriva anche al secondo posto con Amore mio, con Nunzio Gallo, che è scritta da Mogol. Quindi partecipa al Festival del 1964. Quindi quest'anno Tu sei una cosa grande ha compiuto 40 anni, giusto? 40 no, non credo. Ah no, 60, scusami Maronna, mi vuoi correggere, scusami, invece dice Maronna 40. Ho capito, ma tu mi correggere, perché io voglio dire, non è che sono un computer, sai? Allora quest'anno Tu sei una cosa grande, ha compiuto 60 anni, ma volevo chiederti, no, ma proprio tu sei giovane tra l'altro, però sai già tanto della musica di Napoli, ma secondo te Ornella Vanoni, Tu sei una cosa grande, l'ha cantata proprio bella, o secondo te non aveva la voce per la canzone napoletana? Guarda, che domanda, l'ho messo nei guai. No, io credo che l'interprete legge, diciamo, a modo suo un tipo di canzone, poi ovviamente come viene la Vanoni ha cantato addirittura pure Bambanella nel 73 da Walter Chiari. Non sapevo. Bambanella, più Bambanelle, Angela Luce, giù le mani, ecco. Poi ha cantato con Gragnaniello, no? A Sanremo, insomma. E secondo te, a te piace o no? Ha incisa la canzoncella, per esempio, sì, poi c'è una canzone Sole del 1980 che assomiglia un pochino a Carmela, che quella mi piace, per esempio. È vero che nessuno conosce, però non mi ha ancora risposto. Ma ti piace Ornella Vanoni come cantante napoletana? Ha un suo genere, perché allora, la Vanoni è proprio alla sua impronta, qualsiasi cosa canta. Però quindi, secondo me a te non ti piace Vanoni quando canta napolitana, non c'è problema, lo puoi dire. No, a me solo mi piace assai. Va bene, senti, grazie. Poi ovviamente quest'anno è l'anno buono prima di Natale e venì qua per una bella mattinata insieme, va buono? Va benissimo. Ciao Salvatore, salutami Mario Trevi. Un abbraccio, grazie a tutti voi.